Ben ritrovati amici di Sicilia Magazine, le festività natalizie si stanno avvicinando e oggi vi racconteremo come la città di Mineo si sta preparando all'evento più caratteristico dell'anno. Natale a Mineo è giunto alla sua 25esima edizione. Fede, arte, cultura e tradizione saranno protagoniste del piccolo paese siciliano. Questa 25esima edizione è un quarto di secolo di esperienza dei maestri presepisti menenini, ma di tradizione, di cultura e quindi una full immersion in quelli che poi sostanzialmente erano dei piccoli, noi li chiamiamo catoi, che erano semplicemente dei luoghi in cui si ricoverava il bestiame, perché non è che c'erano le auto, e lì trovano alloggio i presepi artistici. Ci sarà la possibilità di visitare i musei della città, il museo civico con quello che rappresenta ovviamente l'archeologia della città e la storia di questa città che, ricordiamo, risale a 500 anni a.C. con i Siculi, e la casa di Luigi Capuana. Luigi Capuana, che è stato sindaco della città, che non è solo uno dei padri del verismo insieme a Verga, ma è anche un fotografo e anche e soprattutto un cultore di amicizie, di relazioni, tant'è vero che all'interno della casa natale di Luigi Capuana avremo 40 teste di ceramica del maestro Navanzino di Caltagirone, Antonio Navanzino, che raffigurano la favola di Pinocchio. Cosa c'entra Pinocchio con Luigi Capuana? Collodi e Capuana erano amici durante il periodo fiorentino, tant'è vero che questa mostra di ceramica di Caltagirone dentro casa di Luigi Capuana ha il patrocinio della Fondazione Collodi. La chiave di volta è che ci sarà la possibilità di vivere una esperienza natalizia autentica in stile siciliano, menenino, siciliano, calatino, ma autentica. Non è un Natale ovattato, non è un Natale plastificato, è un Natale impregnato di sicilianità. Dal 7 dicembre è possibile visitare i presepi per i gruppi organizzati, poi nelle giornate del 25 pomeriggio, 26 e 28 dicembre saremo aperti per tutti con spettacoli, quindi avremo il presepe vivente, delle scene viventi, i 12 presepi in concorso, un presepe monumentale e la casa di Babbo Natale. E dentro questo percorso troverete tutti i presepi artistici che sono assolutamente nuovi, assolutamente inediti, quindi non ci sono dei presepi delle precedenti edizioni. E ciascuno ha una caratteristica, una peculiarità differente, quindi veramente per tutti i gusti. In queste giornate poi, come dicevo prima, ci saranno degli eventi culturali, quindi troverete concerti, troverete i nostri personaggi a cavallo, ci sarà la possibilità di fare il giro a cavallo per i bambini, in alcune giornate troverete animazione per i bambini, il trenino, e quindi veramente una manifestazione per tutti, per tutte le famiglie e non solo. Quindi vi aspettiamo, ripeto, nelle giornate 25, 26 e 28 dicembre, 4 e 6 gennaio. Tutte le informazioni le trovate sulle nostre pagine Facebook di Natale a Mineo 2025-2026, Instagram e TikTok, e sul sito della pagina del Comune di Mineo, quindi il sito ufficiale del Comune di Mineo, e anche da quest'anno in esclusiva avremo il sito dedicato proprio al Natale, quindi www.nataleamineo.it. Mineo è pronta ad accogliervi e a farvi vivere la vera magia del Natale. Grazie per averci seguiti e ci vediamo al prossimo appuntamento con Sicilia Magazine.